Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Migliore in Liguria la gestione delle liste d'attesa ambulatoriali. A certificarlo sono i dati dei cittadini che trovavano posto nei tempi prestabiliti tra la fine del 2024 e il primo trimestre 2026. Da 43% al 92% per la visita gastroenterologica, dal 53% al 90% per le visite cardiologiche, dal 29% all'81% per la gastroscopia da erogare entro 10 giorni. Il tratto di ciclovia tirrenica che collega Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo verrà aperto prima di Pasqua. Cittadini e turisti potranno attraversare i tre borghi per un totale di circa 7 km grazie a un investimento complessivo di circa 9,5 milioni di euro. Si è svolto a Palazzo San Giorgio il workshop Cruise Economy, il valore delle crociere per porti e territorio. Il settore croceristico si conferma trainante per l'economia ligure con un impatto economico diretto pari a 346 milioni di euro nel 2025 e circa 2.700 addetti lungo la filiera. Continuano i lavori di rigenerazione urbana nell'area di Salita Costa Lucinasco. Il progetto prevede il recupero di un vecchio edificio nel centro storico, destinato a uso sociale, affiancato dalla riqualificazione delle vie pubbliche limitrofe, per creare un nuovo spazio di aggregazione per la comunità. Liguria al centro del confronto internazionale sull'incoming turistico. Nella cornice dell'ex convento dell'Annunziata a Sestri Levante ha preso via la 10ª edizione di Discover Italy, workshop B2B tra i più rilevanti a livello nazionale. La Liguria si è presentata con i 18 seller regionali in crescita rispetto allo scorso anno e distribuiti lungo tutto il territorio da ponente a levante. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.